Notizie brevissime. Oggi siamo qui per condividere alcune notizie entusiasmanti che potrebbero plasmare il futuro del nostro amato club. Ma prima di tuffarci in queste notizie, non dimenticate di incrementare il nostro canale lasciando il vostro like e iscrivendovi, così potremo continuare a portarvi tutti gli aggiornamenti e le notizie sul Napoli. Sembra che il vento di cambiamento stia soffiando forte nella ricerca di un nuovo centrocampista sotto la ferma guida di Aurelio De Laurentiis, che sta agitando le acque del mercato dei trasferimenti. Secondo le ultime notizie riportate da Il Mattino, De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su alcuni talenti che potrebbero rafforzare ulteriormente la nostra rosa. Uno di questi nomi è il centrocampista dell'Atalanta Koopy Myers. Sembra che il Napoli sia deciso a portare in azzurro non solo Koopy Myers, ma anche Scalvini e Jen, giocatori che hanno dimostrato tutto il loro potenziale nell'ultimo scontro diretto al Maradona. La lista dei possibili acquisti è ampia e diversi giocatori sono interessati a vestire la maglia del Napoli. L'Udinese, ad esempio, ha sicuramente messo gli occhi sul difensore Perez, un giocatore che potrebbe essere fondamentale per il nostro sistema difensivo, soprattutto con la partenza di Nathan e Østigard e con la possibilità che anche Jesus lo segua. Trovare 3 difensori centrali capaci non sarà un compito facile, quindi è necessario agire con attenzione e intelligenza. Anche l'incertezza sulla partecipazione alla Champions League non sconvolgerà i piani di De Laurentiis. Con le casse del club piene, il Napoli è deciso a intervenire sul mercato e ad assicurarsi i rinforzi necessari per volare ancora più in alto. Non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al nostro canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Alla prossima! Forza Napoli sempre!